L'inizio di questo febbraio 2012 verrà ricordato in molte zone d'Italia come uno dei più freddi e nevosi dell'ultimo secolo. Per il freddo, le zone più colpite sono state senza dubbio le pianure piemontesi, dove si sono avvicinati, e in qualche caso battuti, molti record che resistevano dal 1956. Spetta a Romano Canavese, con meno 24 gradi e 4, lo scettro di località di pianura più fredda d'Italia. Se invece vogliamo guardare alla neve, dobbiamo spostarci nella pianura emiliana orientale, pianura romagnola, Marche, Umbria e Abruzzo. Qui gli accumuli nevosi hanno raggiunto e superato i 160 cm al suolo nella pianura romagnola, in paesi come Cesena e Forlì, a meno di 100 metri sul livello del mare. Se guardiamo a città con serie storiche che arrivano fino al secolo scorso, ci accorgiamo che l'evento non ha precedenti nella storia recente. A San Marino, l'accumulo di neve al suolo in centro storico ha raggiunto i 200-220 cm il 13 febbraio 2012. Questo valore surclassa notevolmente i 150 cm al suolo registrati nell'inverno del 1941-42, che fino ad ora era stato il più nevoso del XX secolo. L'ultima volta che il manto aveva raggiunto i 2 metri al suolo sembra sia stato l'inverno del 1895, anche se non si hanno riscontri certi sull'effettivo spessore del manto nevoso. Il nord-est, in questa ondata di gelo storica, è rimasto sostanzialmente ai margini come neve, mentre il freddo l'ha fatta sicuramente da padrone con temperature notevoli. La zona più colpita in fatto di neve è stata il Basso Polesine con oltre 35 cm caduti, mentre nel resto del Veneto si va dai 20 cm nella Bassa Padovana ai 10 cm del Veronese, ai 4-5 cm del Padovano, Trevigiano e Veneziano, fino ai pochi centimetri di Belluno. La prima nevicata si ha l'1 e il 2 febbraio, la perturbazione è molto meridionale ed il Basso Veneto è colpito di striscio. Il Polesine accumula mediamente 15 cm, mentre la Bassa Padovana si ferma a 7 cm in decrescita molto veloce verso nord, con accumuli nulli a nord della statale 10. Il forte vento di Bora che segue questa prima perturbazione fa sublimare molto velocemente la poca neve caduta e già il 3 febbraio non c'è più traccia di neve nella Bassa Padovana. Altre due perturbazioni, il 4 e 7 febbraio, interessano nuovamente l'Italia centrale lasciando sempre ai margini il Veneto pianeggiante. La Bassa Padovana accumula poco meno di 1 centimetro sabato 4 febbraio e il Basso Polesine riesce ad accumulare qualche centimetro in più, mentre il resto del Veneto rimane sempre senza nessun accumulo. La costante di questi primi 7 giorni di febbraio sono la bora forte, con temperature negative anche in pieno giorno con il sole, condizioni che portano la laguna di Venezia al congelamento quasi totale, cosa che non si vedeva dal 1985. La sera di giovedì 9 febbraio arriva la seconda eruzione di Buriano. La goccia in quota che accompagna l'aria fredda è vista in entrata direttamente sul nord Italia. Nella notte sono attesi forti venti da nord-est che dovrebbero portare con sé vere e proprie tormente di neve, il blizzard. Inaspettatamente, la goccia passa leggermente più a nord-ovest del previsto e gli effetti sul Veneto si riducono ad una spolverata di circa 1 centimetro su tutto il territorio, con accumuli leggermente superiori in Pedemontana, circa 4 cm. Nella notte fra venerdì e sabato, la quinta perturbazione, figlia della goccia transitata giovedì, è attesa sulle regioni centrali. Il Basso Veneto è di nuovo ai margini, con accumuli nulli su tutta la regione, tranne il Basso Polesine, ancora colpito abbastanza bene, con 10-15 cm di neve. Quando ormai tutto sembrava sfumato, nella mattinata di domenica, la ritornante della perturbazione di sabato regala un'inaspettata nevicata su tutto il Veneto. Il sud-ovest padovano accumula 10 cm, Padova e Venezia 5 cm, Treviso 7 cm. Nevica a larghe falde con temperature comprese fra i meno 4 e i 5 gradi. Bisogna risalire al 1991 per veder nevicare con queste temperature e con vento calmo. Una piccola sorpresa alla fine di un grande evento che ha trascurato da un punto di vista della neve solo il nord-est. Durante tutto il periodo, la stazione di Merlara ha registrato 2 minime sotto i meno 10 gradi, senza neve al suolo, è un evento molto raro, e 5 giornate di ghiaccio, che sommate alle 4 di gennaio portano il totale invernale a 9, un numero che se la gioca con i grandi eventi storici del passato.